Ma come hanno reagito i mercati finanziari all'annuncio del presidente americano Bush sulla tregua nel Golfo? Sentiamo Everardo Dalla Noce in collegamento dalla Borsa di Milano. Amici ascoltatori, buongiorno. Dunque, c'è un'antica regola di borsa, un'antica regola dei mercati, in particolar modo del mercato delle azioni. Quando grandi avvenimenti sono previsti o sono in previsione, ebbene il mercato sale, lo avete visto anche nei giorni scorsi. Però quando c'è l'annuncio del grande avvenimento che si è risolto, ebbene allora il mercato corregge la sua posizione. Questo è quanto sta accadendo, quindi è vero, le borse, non soltanto la borsa italiana ma tutte le borse europee oggi non presentano grandi segni positivi, ma questo perché tutto sommato già lo avevano previsto, già lo avevano fatto. Milano, mentre vi parlo, ha un più 0,2%, il momento migliore è stato quando avevamo un più 0,5%, poi ci sono delle prese di beneficio, delle vendite. Diamo un'occhiata all'Europa a questo punto. Londra più 1,46%, Parigi più 1,33%, adesso abbiamo due segni negativi, Francoforte meno 0,50%, Zurigo meno 0,44%, Madrid positivo più 0,87%. C'è anche da dire che oggi poi è la giornata della liquidazione, quindi una giornata tecnica importante, e altro episodio importante è che sino ad oggi pur gli interessi erano catalizzati sul Golfo, adesso che tutto è finito, che questa tregua è in atto, evidentemente i problemi di sempre tornano, non sono stati certamente risolti. Diamo un'occhiata al mondo dei cambi, quello che sino ad oggi, sino a questo momento è stato fissato qui in Piazza Affari. Il dollaro ha chiuso a 1136,50, vuol dire che è diminuito di due figure. Do un'occhiata al marco, il marco ha chiuso, ha già chiuso il marco? Ha chiuso il marco? No, il marco non ancora. Quanto è questo? Dovrebbe essere circa 747,70 circa. Ecco, quindi marco in leggera diminuzione, Banca Italia è intervenuta adesso sul mercato, come ovvio in momenti come questi. Per quanto riguarda l'oro, 13.420 lire, l'oro è un momentino in crescita di 70 lire. Io direi che vi ho raccontato tutto, la linea va allo studio a Roberto Amen.